Si cerca ovunque Alessio, il quarantenne triestino che da 2 anni circa era inquilino di Franco Bernardo Bergamin nell'appartamento di via Papa Giovanni XXIII a Limena. Potrebbe essere lui l'ultima persona ad aver visto vivo l'80enne trovato morto dentro dei sacchi dell'immondizia nascosti all'interno di un armadio della sua abitazione. L'indagine della procura è a carico di ignoti, ma la testimonianza dell'uomo è fondamentale per ricostruire tutti i tasselli del giallo. Sulla pagina Facebook del quarantenne l'ultimo messaggio risale al 4 marzo, appena 2 giorni fa. Sotto una foto con gli occhiali da sole risponde ad un'amica che gli chiede dov'è, dice di essere a casa sua a Trieste, ma al momento sembra svanito nel nulla. Tra le ultime foto pubblicate c'è anche quella proprio con Bergamin, sembra risalga ad inizio gennaio, i due sorridono e in uno dei commenti un'amica scrive bella amicizia che scalda il cuore. Nel passato di Alessio un arresto a Trieste nel 2015 per estorsione e minacce a 2 persone disabili e alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. A Limena lo vedevano uscire la mattina e rientrare la sera a casa di Bergamin. Nessuno sa che lavoro facesse. Una settimana fa i vicini lo avevano sentito dei rumori e urla in piena notte. L'ultima volta che è stato visto a Limena è stato lunedì scorso. Poi il silenzio è calato sulla casa fino alla macabra scoperta del corpo dell'anziano.